Alla Catalla. Poi chi è, ragazzi? Fantastica. Signor Castiglia, ci fai chiamare? Alla Catalla con Giuseppe Castiglia. Oh Gianfranco, partiamo con un'altra sigla, leva sta cosa, La levala, tolgo, levala, vai, vado, schiccia, vado, schiccia, ma quel schiccia, play, ma che ammacca. ammacco, Gianfranco, che non c'è manco un E io lascio spalotto. questa, Ma guarda. si inganna rozzone, mettici chi da cavemo, va. In diretta dal parco commerciale Le Zagare di San Giovanni la Punta va in onda Alla Catalla. Alla Catalla. Fantastica. Vabbè, va. Alla regia un deficiente. Grazie. Raccomandato, 26 anni persi. Praticamente non lo vuole nessuno. Conduce, inquadrami, conduce un altro deficiente, più grande però. Guardatelo qua, insieme a lui proprio una coppia infallibile, Vi invito a venire a prendere la vostra maglietta gratuita qui al Parco Commerciale Le Zagare all'interno del nostro box, il box di Radio Fantastica di Alla Catalla. Ci sono, pensate, ben, aspetta che ve lo dico, 23.766 68 amici. amici, 68. Sono cresciuti, quasi Ma certo, 66. tu sei un cannarozzone, guarda qua. Aggiorno. Te lo faccio aggiornare io. È Hai vero, visto? sono 68 adesso, è vero. Eccolo qua, 23.768 amici che sono più abitanti di Gerre Riposto messi insieme, ma credo anche di Mascali a questo È punto vero, è vero. unito. Oh, hai visto che sono già pronti, Gianfranco? Sono già messi qui Sono in già postazione, pronti. sì. Allora intanto ditemi subito quanti anni avete? Aspetta che qua questo cannarozzone non ti apre Vai, il aperto. microfono. Allora avvicinatevi, com'è? 10. 10 11. e 11 anni. Serena e Simone. Allora, il papà di Serena è qua presente, quindi noi possiamo farli cantare perché abbiamo la sua autorizzazione, ci mancherebbe altro. Ma la cosa bella è che il papà di Simona sta usando i bambini per fottire esa maglietta, hai capito? Vergognati. Mica scemo lui, Vergognati, doveva cantare lui e invece fa cantare i bambini. Sfruttamento minorile per una maglietta. Aspetta va. che aggrisciano e Ma poi sai va, come te appena le suonano. no, te lo rinfacciano poi. Sta maglietta là è grazie mia. Hai capito cosa ti diranno? La Cosa avete conosciamo. scelto voi? Cigno nero. Il cigno Come? nero. Il cigno nero. Ma che cos'è una canzone? Siamo sicuri? Sì, Vabbè, sì, io sì, vi sì. metto l'eco. Dovete guadagnarvi la maglietta, per voi e per quel disgraziato là che vi utilizza per questa cosa. Quindi cantate bene, mi raccomando, Allora, Simone e Serena, 10-11 anni, sono qui per la maglietta di Alla Catalla e si esibiscono per voi. Ce l'abbiamo un applauso di incoraggiamento, Gianfranco. Vai. Vai, cantiamo, va. Il tuo nome è stato scritto a matita per poterti cancellare una volta finita. Tra me e te, sai, sei l'errore più bello della mia vita. Il tuo nome è stato scritto a matita per poterti cancellare una volta finita. Tra me e te, sai, sei l'errore più bello della mia vita. La lacrima che brucia, il vento la consuma, e il nero che mi sporca, tanto poi si lava, e tutto ciò che ho perso io lo perdo ancora. Mi tengo dentro vai. il vuoto che di te mi resta. Ma che bravi! Bravissimi. Adesso cerchiamo il coperchio. Direttamente dalla Thailandia i nostri amici ci hanno portato, come si chiamano? Coppia Todd e Todd Mammu. Ho capito, no? Lo dice mia moglie che lo dice in thailandese. Dicilo tu, vieni qua, dicilo tu, come si chiamano? ทอดมันหมูปอเปี๊ยะ Sawadika. Hai capito? C'è mai lo saluto, c'è. Oh, fantastico, grazie. Grazie. Com'era? Opun Cap. Fantastico. Caro amore mio, ti scrivo questa lettera per chiederti scusa. Sì, per dirti mi dispiace. Adesso però è tutto a posto. Ti ricordi quelle triglie? Quelle che passavano sotto il nostro letto? Adesso non ci sono più. E come hai fatto? E ti ricordi quel gorgoglio che sentivi incessante nel bagno della nostra camera da letto? Incessante, sì. Ecco, adesso non c'è più. Sai, quando hanno sparato le 300 atmosfere di acqua nei tubi, finalmente abbiamo trovato il tuo rossetto. Ti ricordi quello che avevi perso? Per cui avevi dato la colpa a me, ti ricordi, cara? Lo abbiamo trovato. Era lui che faceva gorgogliare i tubi. Non sai come ti bastardo. meriti. Adesso se vuoi puoi tornare a casa perché gli amici di Imperial Espurgo hanno rimesso a posto tutto. Pensa, mi sono fatto anche tatuare il numero di telefono sul braccio.
095 60 7009. Così non lo dimenticherò mai più. E tutte le volte che vorrai chiamare Imperial Esburgo io sarò lì a porgerti il mio braccio. Valentina Bongiovi Russo scrive: hai messo proprio la foto giusta per la mia risposta. L'amico vero del cuore, uno dei miei 5 cagnolini. Remo, un cucciolo corso di 7 mesi. Poi mettili tutti insieme, dice, e diventano un antidepressivo, uno di quelli davvero efficaci. Loro sì che non ti tradiscono mai. I love my dogs. Hai capito? È il cane per lei. Giuseppe Russo dice: che ti posso dire, io non ho un amico del cuore come animale, ma c'è di più bello al mondo dell'amicizia anche tra persone, ma io parlo di amici persone. Ho messo un cane e un gatto per far capire che amici possono essere tutti, no? Non è che adesso vi ho chiesto se avete un cane amico, no, non si parla di animali, no. Ce l'ha moccare con cucchiarino. Però tu così li porti fuori strada, Ma non li porti fuori strada, un cane e un gatto, voglio dire che si possono volere bene anche i propri, dissimili, no? Si diventa amici tra persone diverse, tra generi diversi, razze, di vaffanculo. Vabbè. Luca Sapienza dice: ciao Peppe Gianfri, io non ho un vero amico del cuore, ma ho mio cugino che per me è di più di un cugino. Ora picchi Luca Sapienza lo capivo e Giuseppe Russo no, cioè per quale motivo? Peppe Migliazzo scrive: il migliore amico si chiama Giovanni, alias Giovanni o Cannone. Mare, questo sarà mare. Giovanni, voglio che diventi, magari mi conosci, fatti venire in certo, piazzetta, Giovanni mare. Cannoni, voglio dire. Siccome noi siamo catanesi, noi facciamo assaggiare ora la signorina thailandese. Tu compro la mascolina gonzata. Ci sta. Numero 1. Vieni qua, vieni. Assaggia, faccio piatto. Stavo facendo scambio culturale. Ma lo conosci. Questa della verità non c'è mai. Al Triangolo d'Oro ero io, la mia ex moglie e c'era un'altra persona sola, non c'era nessun altro, eravamo in 3 al Triangolo d'Oro, al confine tra Laos, Birmania, che ora si chiama Myanmar, e la Thailandia, giusto? E chi era quello? Gatanisi! Comunisti mi disse: che signor Castiglia con ciubotta al Triangolo d'Oro. Dunque, il mondo di Max dice: ciao Peppe e Gianfri, foto migliore non potevi scegliere. Sì, è vero, gli amici veri ci sono, esistono, ma si possono contare sulla punta delle dita. E poi, per come la penso io, siamo esseri umani, quindi volenti o nolenti siamo un po' tutti portati al tradimento, a volte per gelosia, a volte per altri motivi. Ma un amico animale ti capisce senza bisogno che tu parli, pianga o rida. Lui sa sempre come stai, ti capisce soltanto con gli occhi e ti resta vicino per sempre. Come il mio amore Max, insieme fino alla fine. Lui non ti tradirà mai. Crescere con un animale significa crescere con l'amico più fedele che ci possa essere. Un bacione Pippuzzo, Cetti. Bene, Cetti ovviamente ha interpretato il nostro argomento, però ha detto anche che secondo lei il suo migliore amico è stato ed è ancora Max, il cane che poi ha dato il nome al negozio, il mondo di Max, attività, esatto. capito?